11ª giornata del campionato di prima categoria C al campo sportivo Ceravolo di Genova Lagaccio va in scena una sfida molto particolare. Il Valletta Lagaccio in divisa nera-oro in casa è sempre riuscito a macinare risultati positivi ed oggi i ragazzi di mister Zampardo sono chiamati a resistere all'armata genovese in casacca verde-rosso-blu. Il club di Sant'Eusebio possiede l'attacco più prolifico del girone, 30 gol in 10 giornate, un'incredibile media di 3 gol a partita. Protagonista assoluto del prepartita è il vento che nella mattinata ha scoperchiato la panchina ospite. Una costante è quella delle raffiche che siamo sicuri influenzerà lo svolgimento del match. Fischio d'inizio del signor Moro di Novi Ligure, sintesi che si apre al 18° minuto con Rizza che sfrutta un erroneo stop di un difensore e aiutato dal vento assesta un potente tiro che Petitti neutralizza in tuffo. È al 22° che arriva il primo affondo del Valletta con Zampardo che riceve da 18 metri, stoppa la palla e con il suo destro riesce a staccare appena sotto la traversa, un gol incredibile che giustifica la calda esultanza di gruppo. 1-0, ma la genovese non ci sta e reagisce subito con Macchiavello che tenta di emulare il suo avversario, ma a differenza dell'azione precedente l'estremo difensore non si fa cogliere impreparato e mette in angolo. Da segnalare al 40° l'espulsione di un dirigente accompagnatore della genovese per proteste. Per lo stesso reato viene sanzionato anche Gallito del Valletta Lagaccio, secondo giallo e doce in anticipo di 50 minuti per il numero 9 dei locali. Grazie all'immagine e al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa e più precisamente al 54°. I padroni di casa non sembrano soffrire eccessivamente l'inferiorità numerica, la sciabolata di Albanese ne è sintomo. Giarratana è attento e respinge con i due pugni. Al 68° la genovese bussa l'area avversaria con un'azione corale messa in piedi da Macchiavello. Grazie dalla fascia mette in mezzo, bomber Criscuolo prova a finalizzare, ma Petitti è una sarcinesca e blinda il risultato. Sul rovesciamento di fronte il Valletta va in avanti con un contropiede gestito da Rizquai che apre sulla sinistra per Albanese. Il centrocampista dei locali si fa incantare da Giarratana che riesce a neutralizzare il pericolo. Nuovo fondo degli ospiti all'80° con il tandem Grassi-Rizza e quest'ultimo a smarcarsi bene in aria e a provare il destro. Marmorato si immola e allontana di testa. L'area bianco-blu diventa un piccolo fortino, punizione lunghissima di Ramponi, Greco riceve e serve bomber Grassi al centro dell'area, ma tra lui e il gol si frappone Petitti, prestazione maiuscola quest'oggi per estremo difensore. Per l'arbitro può bastare, triplice fischio e match che si conclude sull'1-0 per il Valletta Lagaccio. Questo risultato conferma le statistiche del pre-partita, il Ceravolo è un fortino per il Valletta Lagaccio su 6 risultati utili su 6 partite giocate, mentre invece la genovese continua le prestazioni opache in trasferta, una sola vittoria sulle 5 partite disponibili.